Ci risiamo? Sì, ci risiamo di nuovo in diretta. Continuiamo ad avere alcuni problemini a livello di connessione. Al servizio Fabio Remo, spreca tutto, 1-0, pallavolo Rossano. (26-24), finito il primo set. Lo ripetiamo se non si è visto. Tanto doppia secondo l'arbitro del numero 13. Marciano 1 pari. Servizio con Melara della Jolly. Primo tempo sì. Non letto dal muro. Pallonetto vincente ed è 2-1 per Rossano. L'unico cambio della Jolly, Melara al posto di Barreca rispetto al primo set. Pallonetto di astuzia, Gabriele. Sì. Intanto è Burraci al servizio. Tu sicuro? Non passa. Si ferma sul nastro. Burraci al servizio per Rossano. Pallone al campanile. Sistema d'una mano, out poi di Spano. Ma comunque era una free ball questa qui, Sì, perché Burraci ha messo in difficoltà la Jolly con questo pallone a campanile molto corto. Orlando non l'ha ricevuto al meglio, Pugliazzi l'ha sistemata più o meno con una mano, poi Spano l'ha mandato out. Ancora avanti di 3. Stesso punteggio del primo set, questa volta è out. 2-4. Cambio di libero ovviamente per la Jolly. Jolly che va al servizio con Spanò. Tesa, parata. Burraci sì, lo copre sul libero. Muro della Jolly, lo stesso copertura. Libero. Rimbalza sul nastro e sì. cade in campo. Niente da fare per il libero Santa Croce. 2-5 il punteggio. Ancora sotto la Jolly, sempre nella prima parte di set. La Bonia al servizio. Sempre su sicuro. Pugliazzi sceglie e trova Spanò. E di seconda linea e tocca. Sì. Spanò che era posizionato ovviamente a posto 1. Calpesta la linea. Ed è più 4 del Rossano. Puntorieri riceve bene Pugliazzi, la smista per sicuro, tocca il muro, smanaccia il numero 10, la Bonia, e pallone che va a finire out sui muri del Palabonini. 3-6. Sicuro al servizio. Su Burraci. Attacco del Rossano, Pugliatti verso Remo. Tanto c'è un'invasione del numero 12 Matteo. Quello di Remo è stato più o meno un primo tempo, Renato, perché era in una posizione un po' più centrale. 4-6. Sicuro al servizio. Bella la ricezione. Poi controtempo. Non si intende Marino con il centrale e si riporta a -1 la Jolly. Sicuro, pallone molto teso. Attacca. È out. Numero 9. Ma c'è invasione di Orlando. Sì. Di nuovo a +2. Rossano.
sto avendo difficoltà a memorizzare i nomi del Rossano. Marino al servizio. Sul puntorieri Remo, bella palla, ci mette una mano Forcinti ma non riesce a tirarla Forciniti. su. Forciniti? Io Forcinti ci ho scritto. Forciniti. 6-7. Orlando al servizio per la Jolly. Flot per lui. Su Burraci. Tacca. Mani al out posto 4, sì. dell'opposto allenatore Marcianò. C'era il muro della Jolly ma è blockout. 6-8. Zangaro al servizio, sempre su sicuro, primo tempo ma 4 tocchi, 4. non passa la schiacciata di Melara, si ferma sul nastro e rientra nel campo, ritorna nel campo della Jolly. Poteva fare meglio Melara qui. Pallone che non è passato. 6-9. Sempre Ancora sul sicuro, sì. Preso Remo di nuovo portato fuori tempo Forciniti. E questa volta Remo mette a segno. Settimo punto della Jolly. 9 per chi riceve. Pugliatti per la Jolly. Riceve e attacca Burraci, ma è punto per la Jolly. Burraci che tocca, secondo l'arbitro, la rete. La rete. Lui gli dice no, ho toccato il filo che è presente. Lì vicino al palo. 8-9. Ancora Pugliatti per la Jolly. Sul libero. Fortissima la schiacciata di Burraci. Tocca il muro della Jolly ancora una volta. Ma il pallone va via. 8-10. Non riesce a riagganciare il punteggio la Jolly. Al servizio. Numero 12, Madeo. Battuta attesa la sua. Puntorieri, non al meglio. Poi sicuro, lancia in bugger. Free ball. Sprecata questa free ball. Free ball che diventa una free ball per la Jolly. Sì, con invasione pure. 9-10. Remo al servizio. Di nuovo a -1 la Jolly. Si tuffa Remo. Prende questo pallone. Sicuro attacca. La gioca Rossano verso il suo allenatore. Numero 13. Marcianò. Tocca sempre il muro della Jolly. Sì, 11° punto. Marcianò sta sfruttando bene le mani del muro della Jolly. In questo caso la testa, se non mi sbaglio, che hanno colpito con la testa. Proprio Marcianò ad andare al servizio. Su Remo. E di nuovo Melara. Melara non riesce a schiacciare questo pallone nell'altro campo. Si ferma continuamente sul nastro. 9-12 quindi. Marcianò ancora al servizio. Molto corto. Free ball. Out. Che va out. Spreca tutto. Il numero 10. Lavonia. Ed è 10-12 il punteggio. Melara al servizio. La gioca Rossano con numero 3. Poi schiaccia Spanò. Spanò sulle mani del muro.
è andata a scuola, ha visto come l'allenatore Marcianò della squadra avversaria Esatto. usa schiacciare e Si è preso d'invidia Spanò. 11-12. battuta poco incisiva di Melara. Eccolo È qua. un campanile perfetto. Oh, Questo primo tempo. molto rapido questo primo tempo, con il numero 10 Labonia che si fa trovare pronto. Il suo alzatore Marino lo cerca alle sue spalle, lo trova, lui ne approfitta, schiaccia forte. 13° punto per Rossano. Burraci al servizio. Pallone corto, sul sicuro, la prende bene. Beh, Spanò attacca come può. di nuovo Ancora Labonia. 2 primi tempi consecutivi di Labonia. time 2 out. grandi primi tempi, Renato. Sì. 11-14, costretto al time out. Complimenti anche dall'allenatore. Casello. (11-14), fischia l'arbitro, squadre che rientrano in campo. Abbiamo visto per un attimo la pelata di Renato. Burraci al servizio. Riceve sicuro e attacca Sicuro. forte. Ottima la rige singolare di sicuro, sicuro di sé. 12-14, bella giocata. È andato con sicurezza sul pallone. Spanò al servizio. Pallone che torna nel campo della Jolly, sicuro salta e punto della Jolly. Chiede forse un'invasione. No, non numero c'è stata 9. perché è stato il pallone a colpire il nastro. Zangaro aveva chiesto l'invasione, di sicuro. 13-14. Sì, sicuro era Zangaro. Ancora servizio Jolly, riceve Zangaro. Oh, Attacca forte il numero 10 Lavonia. 13-15. e il centrale che va al servizio. Lavonia, pallone molto corto, sicuro, la prende. Oh. Peppe Orlando torna a fare l'Orlando furioso. Piega un po' le mani a Madeo. Gli tocca forse un pollice. Sicuro al servizio. Sempre su Burraci. Santa Croce, poi attacca Bene. forte la Jolly. È sotto Dall'altra rete parte, sì. l'attacco di Zangaro dopo una difesa di Burraci al limite. Parità. Di nuovo Burraci. Sistema questo pallone, lanzatore del Rossano. Poi l'invasione? Sì, di Peppe Orlando. Fallo di piede. Remo va a chiedere spiegazioni sotto. Sì, non l'ho visto, non so se c'è il replay. Sì, ci dice dalla regia che c'è un piede. Cos'è, un piede? E il piede è passato dall'altra parte. Piede di Peppe Orlando.
Marino al servizio, sul sicuro Remo Si lancia si tuffa Marino. dopo il tocco del muro. C'era quasi. Riaggancio della Jolly, 16 pari. Stavo notando Renato come sicuro nello scorso set sbagliava le ricezioni, adesso sta ricevendo meglio. Sempre bene. Peppe Orlando sul libero del Rossano in palleggio. Marciano frega la Jolly. Sì, Sicuro trovando si era l'angolino di posto 1 sguarnito. 16-17, passa di nuovo in vantaggio la squadra ospite, che va al servizio con Zangaro. Si asciuga il campo dalla parte della Jolly, ne approfittano i giocatori del Rossano per riunirsi e parlare. Zangaro pronto al servizio, pallone ancora a campanile su Remo che riceve bene, si propone anche all'attacco, tocca il muro di Ci risiamo, sì, ok. Tacca forte, Marciano, frega tutti. 17-18, molto forte il suo attacco. Non poteva farci nulla la Jolly. Matteo al servizio, sbaglia tutto ed è di nuovo parità tra le due squadre. Qui troppo frettoloso Matteo, cambio nella Jolly, esce Melara e rientra Barreca. Remo al servizio. Primo tempo. Ancora pericolosa. C'è Santa Croce recupero. rimanda di là. Free ball da quest'altra Marino, parte. ancora primo tempo. Tenta il pallonetto. Raul Spanò, Murato. Sicuro. Si insacca. Si insacca. Grande azione della Jolly. Renato copre proprio sul loro punto debole. Stavano sbagliando nel coprire sui primi tempi e adesso invece coprono bene gli attacchi centrali avversari. E poi ovviamente l'azione è andata a buon fine per la squadra 5 frondese con il punto. 19-18, ha chiesto formazione Rossano, gioco che può riprendere. Remo al servizio, spin molto forte sul libero, attacca dall'altra parte, c'è il muro della Jolly, sfila questo pallone sul nastro, prova a sollevarlo il numero 10 Labonia, non ci riesce ed è il 20° punto per la Jolly. Di nuovo time out per il Rossano. Spiega i suoi, gli errori, l'allenatore e giocatore. Marciano. (20-18), le squadre che possono rientrare in campo, fischia adesso l'arbitro. Le squadre che tornano in campo,
Jolly che torna al servizio con Remo. Pallone molto forte, torna nel campo della Jolly, in conflitto Marino con il numero 10, la Bonia, punto Jolly, 21-18. Ancora Remo al servizio. Out questa volta. Ed è 21-19. Si prepara al servizio Marciano. Forte sicuro. teso, sì. Sicuro, si coordina, attacca. Primo tempo, di nuovo, stesso punto di prima. Agonia. E se prima la Jolly copriva anche questo, adesso non l'ha coperto. Si fa fregare ancora una volta su questo pallonetto in primo tempo. 21-20, chiede formazione, stavolta la Jolly con il capitano Remo. Ventuno a 20. Pallone molto corto, sicuro la prende. Spanò, senza muro, fa tutto da solo. Sì, anche perché l'alzata di Pugliatti era ottima, spreca tutto Spanò. 21 pari, di nuovo parità. Amaro Bizantino, un pallavolo rossano che se la sta lottando a punto con la Jolly. 26-24 il primo set, siamo nel secondo set, 21 pari. Marciano ancora al servizio. Sul sicuro. Pipe è in, questa volta li riesce la Pipe alla Jolly 5 Frondi con Fabio Remo. Ottima l'intesa tra Pugliatti e Remo. Con gli applausi di Burraci e di Zangaro. 22-21, ancora in vantaggio la Jolly 5 Frondi. Servizio di Barreca. Ricevuto bene. Copre Remo, attacca sicuro, in pallonetto. La rigioca un po' in confusione Rossano. Out. E poi spreca tutto. Pallone out. Se non mi sbaglio di Burraci, Renato. 23-21. Avanti di 2 la Jolly. Altro time out. Chiesto sempre da Rossano. Il capitano è Burraci, Gabriele. Sì. No. Eh sì, è lui che chiama i time out. Madeo. Sul referto c'era scritto capitano Madeo. Primo tempo, ma Out. intercettato da sicuro, ma finisce out. Questa volta non tenta il pallonetto, anche se la posizione era, anche in questo caso, in difesa. Posto 4. Burraci al servizio. Su sicuro. E sicuro si prepara.
forte, c'è buona guardia del libero. forse una doppia. Altra alzata, copre Puntorieri Altra pipe, da ma dietro. il nastro Oh, non si intendono. non Numero poteva. 9, Zangaro con il suo alzatore Marino, e mandano al set point la Jolly. Ha protestato il pubblico, Renato, forse per una doppia del numero 9 Zangaro. Spano al servizio, jump float per lui, molto tesa, non al meglio il libero del Rossano. Pallonetto, copre Spanò, Pugliatti sceglie e trova sicuro, tocca il muro. Mani Tacco out. di Zangaro, mani out per lui, ed è 24-23 come nello scorso set, ma a parti invertite. Servizio di Labonia, pallone teso, la prende Orlando, si lancia, la può giocare Rossano, attacca Out. Zangaro, spreca tutto, pallone out. 25-23, chiedono il tocco i giocatori del Rossano. Era Tocco, molto alta la palla. toccano che non c'è stata, ovviamente. 25-23 come nello scorso set. Renato, Rossano che si lamenta all'ultimo punto di un tocco a muro, però era Notevolmente alta la palla, Sì, sopra infatti. il muro. notevole questo attacco fuori. 2-0 quindi per la Jolly 5 Frondi. Dialoga il numero 9 Zangaro sotto al seggiolone dell'arbitro. Eccolo qua, lo vediamo. Chiede spiegazioni. Si lamenta Zangaro, ma comunque poi fair play tra l'arbitro e Zangaro. Comunque ripetiamo, il pallone era nettamente out. Forse dalla ripresa si capisce di meno, ma nella realtà si è visto di più. Allora, La prossimo giornata. impegno della Jolly in trasferta in quel di Rende per la Nutec Pallavolo Milani, giorno 24 alle 18:30. Cercheremo di darvi anche questa diretta.
Tutto pronto per questo terzo set. Jolly che lavora anche sotto pressione. Vince questi due set 26-24, 25-23. Matteo al servizio. Sempre tesa questa battuta. Tocco del muro. È in. No, è out, ma c'è il tocco di Burraci. Era uscita di pochissimo. 1-0. È stata allungata dal tocco del muro. Orlando al servizio per la Jolly mentre si recupera il pallone. Orlando per la Jolly. Pallone teso. Su Burraci. Capitano della parte opposta, l'allenatore della parte opposta. Orlando a te. Remo. Ed è out. Lascia sfilare Orlando. Tocco del muro di Labonia in collaborazione con Marcianò. Ed è 2-0. 2-0 sia di set che di punteggio. Orlando ancora sempre teso. Su Zangaro. Attacca Burraci, no, anzi l'appoggia. Remo tenta il pallonetto, si tuffa Burraci. Free ball per la Jolly, sicuro. Pugliatti verso Remo, attacca anche questa. Muro, Monster Block della Jolly. Impatta il pallone. Fabio Remo in coppia con Anselmo Barreca. Terzo punto della Jolly. Ancora Orlando al servizio. Sempre pallone su teso. Burraci e Burraci sicuro si lancia. Tocco del muro. 4 per la Jolly. Ottimo, Peppe Orlando al servizio, sta mettendo in difficoltà la ricezione del Rossano. Time out chiesto dalla formazione ospite. Zangaro. Oh! Oh! Pugliatti la gira verso Remo, copre anche questa. Rossano E ripassa di là, in non qualche si modo, sa. sì. Primo tempo, sempre del solito. La Bonia Non fa guardia mette a terra Barreca. bene. Marcianò al servizio per il Rossano. Su Remo che non aggancia al volo. Secondo punto, Rossano può prendere coraggio con questo errore di Remo. Marcianò ancora. Pugliatti sistema questo pallone per Remo. Si ripaga subito. Schiacciata nei 3 metri.
ripaga subito l'errore di prima. Fabio Remo schiaccia benissimo questo pallone. 5-2. Pugliatti, ottima la rincorsa per lui. Libero, primo tempo, ma questa volta Viene preso Pugliatti, free ball per Rossano, la può giocare. Burraci si tuffa Santa Croce, la palla schizza via sul tetto. Sul petto, sì. Ha fatto anche lui il gesto del petto. 5-3 il punteggio, pallone molto forte su Santa Croce. Servizio di Burraci. Passa. Fattore C per Burraci. Pallone che si ferma sul nastro e cade proprio nell'altro campo. 5-4, ace per Burraci. Ancora al servizio. Puntorieri, la prende bene Pugliatti, la smissa per Spanò. Tocca il muro. Tocca il muro. Ed è anche out il pallone. 6-4. Il punteggio. Break Jolly. Remo al servizio. Non stiamo attaccando al centro, Gabriele. Sì. Remo, spin per lui. Tenuta bene dal libero Porciniti. Pallone che torna nel campo della Jolly. Pugliatti la smissa per la pipe di Remo, ma arriva un po' in ritardo. Tocca il muro della Jolly. Pugliatti alza Remo all'indietro verso sicuro. Un'ottima giocata della Jolly Cinquefrondi. Ma guarda che alzata di Fabio Remo, Renato, all'indietro. Sì, da quella parte c'era il muro con il palleggiatore Marino, quindi un muro basso, e lo sfrutta di sicuro questo muro. 7-4 Remo. Muro della Jolly, pallone che casca proprio nel suo campo. Sicuro ancora con un braccio Santa Croce. Spanò, tocca il muro pure. Pipe. Ancora Santa Croce. Pugliatti verso sicuro, attacca bene. Pallone un po' nel campo della Jolly. Non può fare nulla. Zangaro. Palla era molto vicino alla rete, ha dovuto rallentare la rincorsa per evitare l'invasione. È il muro della Jolly. Non lo ha graziato. 8-4. Remo ancora. Presa. Rigiocata dal Rossano, ma in maniera brutta. Pipe di nuovo in campo. È in campo. 9-4. Super Jolly in questa parte di set. Remo al servizio. Chi è sta formazione? Dal Rossano. Fa sempre più freddo al palazzetto. Ma l'importante è che i giocatori stiano abbastanza caldi, abbastanza riscaldati. Remo ancora. Porciniti tiene abbastanza bene. Un po' in difficoltà qui Rossano. Pugliatti, la smissa verso Spanò, colpisce bene, pallone rigiocato, Santa Croce la alza, c'è un'invasione ed è 10° punto per la Jolly. Mi è piaciuto il movimento che ha fatto tutta la squadra della Jolly quando il pallone non è stato giocato al meglio dal Rossano, e quindi sulla free ball. Time out chiamato da Burraci. 10-4, 2-0 per la Jolly.
Rientrano in campo le due squadre. 2-0 di set, 10-4 il punteggio, tutto a favore della Jolly. Remo al servizio. Forte il suo servizio, stavolta tenuto bene, attacca da posto 2 la Bonia, pallone che va completamente out, 11° punto per il Cinquefrondi. Remo ancora. Spin, stavolta non la forza, ed è un altro ace, non la legge Forciniti. Ottima la serie di Remo, 12-4, altro ace per lui. Cambio, rientra Cavallo, il numero 36. il giovane Cavallo, il giovane Puledro. Ed esce il mister. Col numero 36 esce il mister esce Marcianò. il mister Marcianò. 12-4. Ed è lui che riceve bene questa bomba e Zangaro si fa murare da Raul Spanò. 13° punto della Jolly, anche il muro di Spanò a contribuire ai punti di questo set. Rossano, blackout, ancora Di nuovo forte. Giulio Cavallo, benissimo. Cavallo, opla, Buona. la prende Pugliatti, ottima la Jolly, anche nel recupero, un po' in difficoltà il numero 3, anche Cavallo in difficoltà. E quindi free ball, la gioca Santa Croce, Pugliatti la gira all'indietro, Tocco del muro. Spanò colpisce il muro di Zangaro, pallone che poi schizza via, più 10 della Jolly. Qui Burracci ha messo un po' in difficoltà Rossano. Ancora Remo, sempre forte, riesce a rialzare l'alzatore, poi attacca Zangaro se non mi sbaglio e colpisce la testa del muro della Jolly. Ottime le ricezioni di Cavallo. Sì, è stato il molto giovane bravo. Puledro del Rend. Perché in effetti lui dovrebbe fare il libero, però per questa partita copre il ruolo di banda. Ah, tu sai? 14-5, sì, perché prima quando ho chiesto i nomi mi hanno detto questo. Barreca rimanda il pallone di là, attacca molto forte Zangaro, ma viene murato ed è di nuovo più 10 della Jolly. Anselmo Barreca al servizio. Pallone molto lungo. Zangaro. Zangaro out questo pallone. Tocco del muro. Si accusa l'Orlando Furioso. Sì. A proposito, non abbiamo salutato la famiglia Orlando. Una parte in quel di Calabria, una parte a Roma. Si chiude il cambio, esce Cavallo e rientra il mister Marcianò. Servizio Rossano, riceve Remo, Pugliatti la smissa per sicuro, copre il libero, free ball a favore della Jolly, puntorieri, Pugliatti verso Spanò, sprega tutto. Si è dovuto fermare Spanò. Sì, pallone Era troppo per lui. ma era in anticipo lui. Sì. 15-7. Confusa questa azione. Vabbè, se lo può permettere la Jolly per adesso. Sicuro riceve questo pallone, si propone anche all'attacco, si porta via la rete, non sappiamo chi era. In teoria era stato Marcianò a portarsi via la rete, perché
il pallone, cioè sicuro non ha toccato per niente il pallone, la rete, ha toccato solo il pallone e poi è finito sul palo. Però vabbè, 15-8. Sicuro non riceve al meglio. Orlando a Steinbacher, sicuro attacca. Pallone che viene preso. È out, sì, passa fuori E dalla non poteva passare da quella posizione. Era impossibile. Cioè, la curva. A meno che non si dava un effetto col Bagher. Sì. Una smorzata, no? Al servizio. Non al meglio il libero free ball. E anche invasione. Non è invasione? Cos'è? Boh. 17-8. Spano ancora, pallone molto teso, forse una doppia, non ravvisata dall'arbitro, poi attacca Marciano, tocca il braccio di Orlando, ma non è abbastanza per bloccare il suo attacco. 17-9, ma comunque forse secondo me c'è stata una doppia in ricezione con il Bagher. Pallone molto forte, la riceveremo, attacco centrale di Peppe Orlando e torna l'Orlando furioso. 18-9 in questa domenica di febbraio. Ovviamente solo per questa volta la Jolly in casa gioca di domenica. Sicuro, pallone teso il suo, torna nel campo della Jolly. Peppe Orlando non si fa pregare e schiaccia forte. Ancora più 10 la Jolly. Zangaro. Ancora sicuro, stavolta out. Ed è 19-10. Orlando riceve Pugliatti, la smista per Fabio Remo, immobile il Rossano qui. Letto male questo attacco, diagonale vincente di Remo. 20-10. Peppe Orlando si prepara al servizio. Pallone molto teso, out. Troppo teso. La Jolly sta giocando solo palloni tesi al servizio. Evidentemente hanno scoperto come mettere in difficoltà Rossano ed è proprio con i palloni tesi. Sì, certo quando è troppo teso. 21. Marciano al servizio. Remo riceve, Pugliatti stavolta cerca e trova Spanò. Ricevuto male questo attacco, basta solamente un appoggio per Remo. Non ci arriva la difesa del tuffa Rossano. 21-11. Pugliatti al servizio. Sul libero primo tempo. Eccolo. Forza che buona. Sì, ha toccato a terra. Sì. 21-12, quindi il punteggio. Altro primo tempo del Rossano, Renato. Si deve asciugare il campo forse? Sì. L'inno della Jolly al Burraci palazzetto. al servizio. Su Ramo.
Punto di primo tempo di Barreca. Barreca Anselmo. 22-12. Ancora una volta Rossano non è riuscito ad arrivare su questo attacco corto. Out. Ennesimo errore al servizio della Jolly. 22-13. Pugliatti sistema il pallone. No! Spanò la tocca nonostante Era andasse fuori. Tocca ancora il muro di Spanò. Remo, ottima lazzata all'indietro per sicuro. È out. Peccato. Remo continua ad offrire palloni all'indietro. Renato potrebbe fare l'alzatore in assenza di Pugliatti. 22-14. Numero 10, Laponia al servizio. formazione, Sì. fallo di formazione. Zangaro era in seconda linea. 23esimo punto per la Jolly. Anselmo Barreca al servizio. Sotto rete. Sbaglia anche lui. Eh sì, cercano palloni troppo tesi adesso. Marino al servizio per il Rossano. Adesso è la riga. Lascia sfilare sicuro. Ed è punto per Rossano. Tomasello chiama time out sul 23-16. Se non fosse stato per gli errori al servizio, quest'ora la Jolly avrebbe chiuso il set. (23-16) più uno per Rossano. Marino al servizio, sicuro, riceve Pugliatti, sicuro, attacca, tocca Rossano, ma pallone che non si riesce a giocare, quindi match set point per la Jolly. 24-16. Pugliatti al servizio, no pardon, Spanò ricevuto e attacca. Mani out. Zangaro, block out per lui. 24-17. Zangaro ancora, servizio di Zangaro, spin per lui, la tiene in gioco sicuro, un pallone in bilico, pallone che passa di là, tocca addirittura sicuro sull'attacco di Marciano. Altro match point sprecato dalla Jolly. Siamo al terzo. Zangaro al servizio, ancora spin, Remo la tiene in gioco, Pugliatti la alza per sicuro, attacca, Puntoria ricopre dopo il tocco del muro, attacca di nuovo sicuro, l'alzata verso posto 4, cade nella terra di nessuno questo pallone. Altro match point sprecato. 24-19, serie positiva per Rossano con Zangaro al servizio e la sua spin. Non vuole chiuderla la Jolly. Questa sarà corta.
Sì, molto lunga la Jolly, invece no, Remo la riceve, la Eccolo. chiude, Peppe Orlando, l'Orlando Furioso, 25-19 questo terzo set, 26-24 il primo, 25-23 il secondo. Jolly che è sotto pressione nei primi due set riesce a vincerli, strada libera poi nel terzo set. E con questa vittoria va a +8 in campionato, allungando sulla farmacia Giancotti Belvedere, che ha 44 contro 52 della Jolly. Ma soprattutto, Renato, un gruppo di ragazzi che effettua un 18 su 18 in campionato. Sì, Vince tutte e 18 più le coppe, gare, più le partite di coppa, che sono state 5 su 5 in coppa. 25-19 questo terzo set. Gli applausi del Palabonini verso la squadra che si tuffa sotto i suoi tifosi. E vi ringraziamo per averci seguito in questa partita ancora una volta. appuntamento a settimana prossima da Rende alle 18:30. Noi chiudiamo causa freddo. Grazie ancora, arrivederci alla prossima con l'edicola di Pinuccio. Arrivederci.